Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 3 giugno. Iniziamo con la prima pagina della Padania. L'apertura è sui referendum, la cancellazione di 6 norme, gli ultimi giorni per la raccolta delle firme in comune, anzi ancora oggi è possibile recarsi a sottoscrivere i quesiti nei comuni fino all'8 giugno nei gazebo sul territorio. Con la manifestazione del 7-8 giugno la gazzebata, ovvero i gazebo a disposizione per l'ultimo rush, il rush finale sulla raccolta delle firme per i quesiti referendari. Intanto Salvini sulla celebrazione del 2 giugno commenta: una repubblica che se ne frega di disoccupati, esodati e alluvionati dovrebbe risparmiare ai suoi sudditi sfilate, applausi e festeggiamenti. Una repubblica, sempre fra virgolette, che non sa difendere i suoi confini e si fa invadere da migliaia di immigrati non dovrebbe fare parate militari. Andate a firmare piuttosto i referendum, dice Salvini. Mentre l'Unione Europea gela Renzi, è uno dei temi del giorno, come vedremo anche dagli altri quotidiani. Per il 2014 serve una manovra aggiuntiva, anche se il ministro dell'economia Padoan e altri esponenti di governo dicono che la manovra non ci sarà. L'hanno detto tutti quelli che l'hanno fatta negli anni. Ad ogni modo l'Unione Europea, per meglio dire la Commissione Europea, si rivolge all'Italia con le raccomandazioni sui conti pubblici, parlando di sforzi aggiuntivi anche nel 2014, nell'anno in corso, per rispettare i requisiti del patto di stabilità. Preannunciano dunque le raccomandazioni della Commissione Europea agli italiani una possibile manovra aggiuntiva. Ce lo chiede l'Europa, è il solito ritornello che però striderebbe, scrive la Padania in prima pagina, con l'auspicio del premier Renzi, che è quello di cambiare l'Unione Europea. Intanto almeno la Commissione lascia aperta la porta allo slittamento di un anno del pareggio di bilancio, evitando di inserire nelle medesime raccomandazioni una bocciatura esplicita della richiesta italiana. Sempre poi dalla prima pagina della Padania il terzo argomento, l'attentato a Bruxelles, lo storico e il politologo Del Valle: contro i terroristi islamici va riscritto il trattato di Schengen. Commenta Alexandro Del Valle: sospendiamo il trattato di Schengen per fermare il reclutamento di jihadisti, di guerriglieri islamici in Europa. Alexandro Del Valle, esperto di geopolitica, commenta così l'arresto dell'algerino Nemmouche, già condannato 7 volte in Francia per la strage al centro ebraico di Bruxelles. Bisogna anche respingere le sentenze della Corte europea di giustizia, che vuole legare le mani agli Stati membri sulla lotta alla clandestinità, e dire no alla Turchia nell'Unione Europea, dice Del Valle. Ma il primo piano della Padania è dedicato da una parte all'Unione Europea, che, come vedremo anche negli altri commenti degli altri quotidiani di oggi, l'Unione Europea che gela il governo Renzi e ci rifila subito un'altra manovra. A Bruxelles i conti non tornano, in vista misure aggiuntive, la manovra, forse a settembre. Apertura su slittamento del pareggio di bilancio di un anno. Peraltro l'Unione Europea ha detto che bisogna colpire i consumi e gli immobili, come se non lo fossero già abbastanza. Commenta Massimo Garavaglia, assessore lombardo all'economia della Lega Nord, che l'unica incognita è la tempistica, cioè Renzi dovrà fare una manovra aggiuntiva a fine giugno oppure gli verrà concesso di aspettare la legge di stabilità in autunno. Probabilmente, prevede Garavaglia, si arriverà a settembre con la legge di stabilità, ma nel frattempo deve aggiustare le coperture del decreto IRPEF, i famosi 80 euro in busta paga, che come noto non sono coperti finanziariamente, dice Garavaglia. Ci aspetta la solita manovra che, a quanto si sa, inizierà, tanto per cambiare, con le accise su tabacchi e benzina. Insomma, come ha detto Mario Monti, Renzi continua la mia politica, ha detto Monti. Ed è proprio così, osserva l'assessore lombardo all'economia Garavaglia. Mentre Salvini zittisce la fanfara, una repubblica dovrebbe difendere i propri confini, il segretario della Lega Nord contesta lo sfarzo delle celebrazioni del 2 giugno. Una repubblica che si fa invadere e se ne frega di disoccupati, esodati e alluvionati non dovrebbe fare parate militari. Nuovo appello per il referendum, mentre in Sicilia l'emergenza sbarchi è ai massimi. La retorica della festa della Repubblica, la parata di autorità e ministri ad applaudire le frecce tricolori, non è andata giù, scrive la Padania, a Matteo Salvini, che in politica bada al sodo. Una repubblica che se ne frega di disoccupati, esodati e alluvionati dovrebbe risparmiare ai sudditi sfilate, applausi e festeggiamenti. Una repubblica
che non sa difendere i confini e si fa invadere da migliaia di immigrati non dovrebbe fare parate. Governo ridicolo, scrive Salvini su Facebook, andate a firmare piuttosto il referendum. A proposito di referendum, ultimo giorno oggi in cui è possibile firmare presso i comuni per i 6 referendum proposti dalla Lega Nord. Una bella raccolta di firme dappertutto, serve lo sforzo finale, dice Eugenio Zoffili, il responsabile della campagna referendaria della Lega Nord. C'è stata anche l'adesione di Forza Italia per 2 referendum, quello per l'abrogazione della legge Fornero e sulla reintroduzione del reato di immigrazione clandestina. Per il 6° referendum, quello per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, si potrà firmare fino a luglio. Ma è importante andare a firmare al comune entro oggi, perché è l'ultimo giorno utile per sottoscrivere i primi 5 referendum, cioè il referendum per abrogare la legge Fornero, legalizzare la prostituzione, abolire le prefetture, dire no ai concorsi pubblici aperti agli immigrati e no alla legge Mancino sui reati di opinione. La raccolta delle firme prosegue nelle piazze e nei gazebo. A questo proposito il sito di riferimento vieniafirmare.org e il numero di telefono è il numero amico 0266 234 234. Ripeto, vieniafirmare.org è il sito internet e il numero di telefono è 0266 234 234. Stiamo organizzando, dice ancora Zoffili, per il 7 e l'8 giugno una grande gazzebata nelle piazze del nord, ma non solo. Per informazioni circa i punti di raccolta firme ci si può collegare appunto al sito vieniafirmare.org oppure si può telefonare allo 0266 234 234. Anche questo fine settimana ci sono state code ai gazebo, dice ancora il responsabile dell'iniziativa referendaria per la Lega Nord Zoffili. Un'ottima affluenza a chi è andato a firmare. Ha tanta voglia di partecipare a una campagna referendaria che risolverebbe moltissimi problemi, a partire da quelli dei lavoratori e degli esodati, ma tutti i quesiti sono molto sentiti, in particolare quelli sull'immigrazione. Sempre dal primo piano della Padania, poi vediamo gli altri argomenti. Grillo all'attacco, il PD ha vinto perché non c'è stata vigilanza ai seggi, non si fermano le critiche per l'annunciata alleanza con Farage. Imposimato e Dario Fo insistono, Beppe lascia perdere accordi con questo personaggio, cioè con Farage. Non c'è pace neanche in Forza Italia e scontro sulle primarie. Da una parte, scrive la Padania, il cerchio magico di Berlusconi, dall'altra Fitto, ma la soluzione è ancora lontana. Intanto il PD si inginocchia a Renzi, titola ancora la Padania, ma dal Premier arrivano solo bugie e promesse. Nella giornata del 2 giugno per il Presidente del Consiglio bagno di folla e saluti da Palazzo Chigi, e c'è chi tra i democratici ironizza, ormai è diventato come il Papa, ha detto l'ex tesoriere dei democratici di sinistra, il senatore Sposetti. Intanto parte la nuova raffica di annunci, riforma del fisco, della pubblica amministrazione. È un provvedimento che Renzi ha ribattezzato Sblocca Italia per far partire interventi fermi da 40 anni. Ma chi ci crede? Si domanda Iva Garibaldi sulla Padania. Sullo Sblocca Italia vedremo Renzi si rivolge direttamente ai sindaci, ai suoi ex colleghi amministratori locali. A pagina 6 della Padania poi abbiamo la rubrica Quattro Ciacole, cioè l'intervista di Alessandro Montanari, in questo caso al deputato veronese Matteo Bragantini, sul risultato delle europee, i referendum, il centrodestra, Veneto prima regione leghista d'Italia, il merito, dice Bragantini, dei nostri amministratori. Poi tra le altre notizie del giorno, in questo caso siamo sempre alla Padania, poi vedremo anche gli altri commenti e articoli. Tra le altre notizie del giorno c'è la questione Alitalia Etihad, il matrimonio, cioè anzi l'acquisto per meglio dire, a condizioni piuttosto vantaggiose per gli Emirati Arabi di Alitalia. Etihad, la compagnia aerea degli Emirati. Alitalia Etihad pronti al decollo, più leggeri e con gli esuberi. È arrivata la lettera degli arabi con le condizioni. Venerdì consiglio di amministrazione, ma per le nozze mancano i dettagli. Si parla di cancellazione di 1/3 dei 562 milioni di debito di Alitalia e poi la partita degli esuberi. Fra 3.000 e 2.600 unità, dicono gli arabi, devono andare a casa, naturalmente a spese del contribuente italiano. Poi c'è la pagina dedicata al dopovoto, anzi a un particolare dopovoto. Siamo dalle parti di Ferrara. Alan Fabbri stravince a Bondeno, Roccaforte leghista in Emilia, uno dei comuni più colpiti dal terremoto.
Il primo cittadino leghista, Fabbri appunto, conquista il suo secondo mandato raggiungendo un consenso personale del 40% grazie a 5 anni di serio lavoro sul territorio. Se l'Emilia può essere considerata l'ultima frontiera, scrive la Padania, è il simbolo della volontà di cambiare. Bondeno è la frontiera nella frontiera, una roccaforte dove l'effetto Renzi non ha potuto nulla contro la buona amministrazione del sindaco leghista Alan Fabbri. Alle ultime elezioni amministrative il sindaco uscente ha resistito all'avanzata renziana, anzi il consenso di Alan Fabbri è stato tale che sommando i voti della Lega 13% a quelli della lista civica del sindaco stesso 27%, poco sotto il PD che si è fermato al 28%, il gradimento del primo cittadino ha raggiunto il 40%. Col sostegno degli alleati la vittoria è stata schiacciante, 64% contro il 30% dell'avversario del PD. Sempre poi dalla Padania, città metropolitane, una delle riforme costituzionali del governo Renzi, in questo caso a giudicarla è il presidente della Giunta del Veneto Luca Zaia, una riforma aberrante proposta da Regione Veneto l'impugnativa alla Corte Costituzionale, è l'ennesimo inutile e incostituzionale carrozzone, quello delle città metropolitane dice Zaia, con effetti paradossali. L'intera popolazione della provincia di Venezia avrà come sindaco quello della città capoluogo, ma senza averlo votato. Una riforma allucinante, dice Luca Zaia a proposito della legge sulle città metropolitane. Una riforma così aberrante da indurre la Giunta regionale del Veneto, riunita ieri in via straordinaria, a dare mandato all'Avvocatura regionale, supportata dal professor Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova, di proporre l'impugnativa alla Corte Costituzionale contro la riforma. La legge 7 aprile 2014, quella che detta disposizioni, la numero 56, che detta disposizioni su città metropolitane, province, unioni e fusioni di comune, con la quale viene disciplinato il regime amministrativo per il funzionamento delle province e delle città metropolitane in attesa della riforma del titolo V della Costituzione. La legge governativa dunque prevede l'istituzione di 9 città metropolitane, tra le quali Venezia, con un territorio corrispondente a quello della precedente provincia. Sia per le città metropolitane che per le province rimanenti, la legge istituisce organi di governo di secondo grado, cioè votati da sindaci e consiglieri comunali eletti nei comuni compresi nel territorio e non più votati dai cittadini. La Regione poggia le sue contestazioni sul fatto che l'istituzione di una città metropolitana deve essere effettuata con procedura costituzionale che veda un'azione propulsiva delle comunità locali e la partecipazione delle regioni. La cosa invece è stata trascurata, dice Regione Veneto. La legge poi, nel prevedere che la città metropolitana coincida col territorio della provincia, contempla anche per i comuni capoluogo limitrofi la possibilità di aderirvi, anche in questo caso senza consultare le popolazioni interessate, ma addirittura con intervento del governo, con la proposta al Parlamento di un disegno di legge con le modifiche territoriali, nel caso in cui la regione interessata esprima parere contrario alle proposte di adesione formulate dai comuni. Un metodo che, dice Zaia, non rispetta l'articolo 133 Costituzione, per non parlare del fatto che si prevede che in fase di prima istituzione il sindaco del comune capoluogo della disciolta provincia sia di diritto il sindaco metropolitano, mettendo a capo della città metropolitana un uomo scelto soltanto dagli elettori del comune capoluogo e non dell'intero corpo elettorale della nuova città metropolitana. Abbiamo voluto con forza questo ricorso, commenta Zaia, perché la città metropolitana è l'ennesimo carrozzone incostituzionale. Gli effetti della legge Del Rio saranno paradossali, conclude Zaia. Il primo effetto più evidente sarà che l'intera popolazione della provincia di Venezia avrà come sindaco metropolitano quello della città capoluogo senza averlo scelto, una sorta di supercommissario che lavorerà nell'interesse di chi lo ha eletto, non degli abitanti di tutto il territorio metropolitano, cioè dell'ex provincia. Siamo di fronte a una violazione evidente dei diritti di rappresentanza dei cittadini della provincia, in questo caso di Venezia. Riforma aberrante. E sempre dal primo piano della Padania, a proposito di riforme, l'Italia elimini le regioni piccole e poco virtuose, lo propone sempre il presidente del Veneto Zaia, lo fa la Francia, dice Zaia, perché non lo fa l'Italia.
Perché questo governo pronto ad autocelebrarsi non fa una scelta concreta e utile, rendendo più efficiente e meno costoso il sistema istituzionale e amministrativo? Zaia si riferisce all'annuncio del presidente francese Hollande di voler ridurre le attuali 22 regioni francesi a soltanto 10, un'operazione che permetterebbe un risparmio tra 12 e 25 miliardi di euro all'anno per la Francia. Lo ribadisco, dice Zaia, è opportuno ridisegnare i confini delle regioni italiane, eliminando le regioni piccole e poco virtuose. Lasciamo la Padania con un paio di segnalazioni finali. Sospendiamo Schengen, l'abbiamo detto, per fermare il reclutamento di jihadisti in Europa. A pagina 11 c'è l'intervista ad Alexandra Del Valle, politologo. Mentre per quanto concerne gli appuntamenti odierni del segretario federale della Lega Salvini, alle ore 13 in trasmissione televisiva su 7 Gold e stasera alle ore 21.05 su Rai 3 a Ballarò, del quale si parla per altri motivi, per lo sciopero Rai contro ventilato taglio di 150 milioni di euro alla Rai, ma lo vedremo a parte. Il protagonista della giornata è proprio Ballarò Floris, il giornalista Floris. L'ultima pagina della Padania ci ricorda gli ultimi giorni per firmare in municipio i 6 referendum di libertà. Ne parleremo nel corso di tutta questa settimana a partire da oggi. Di referendum naturalmente, perché è l'ultima settimana, proprio il rush finale, la corsa finale per la raccolta delle firme. Comunque, ripeto ancora una volta, per documentarvi e per avere risposte agli eventuali vostri dubbi e per sapere dove sono i gazebo e dove si va a firmare, intanto oggi si può firmare ancora per oggi nel comune dove si risiede. 7-8 giugno prossimi la gazzebata finale. Per gli appuntamenti gazebo nel corso della settimana e tutto quello che volete sapere sui referendum proposti dalla Lega, vieni a firmare.org, ma anche il sito leganord.org e il numero di telefono 0266 234 234. Lasciata la Padania, andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. L'apertura è sull'argomento del giorno, direi, visti i titoli di prima pagina, ovvero l'Europa che incalza ancora l'Italia, come scrive il Corriere nel titolo principale di oggi. Le pagelle dell'Unione Europea, bene le riforme, più sforzi nel 2014. Il Corriere della Sera è molto cauto nel titolo di prima pagina. La sostanza è che l'Europa chiede una manovra aggiuntiva all'Italia. Bruxelles non boccia il rinvio del pareggio di bilancio. Per il ministro dell'economia Padoan, la crescita economica che tutti vedono eviterà la manovra finanziaria, la manovra aggiuntiva. L'Europa ha detto due cose, ha detto bisogna colpire i consumi e gli immobili, le case. C'è anche il grido dei due Marò in primo piano sul Corriere della Sera in taglio alto e il buon senso nei negoziati nel commento di Danilo Taino. L'urlo dei Marò che scuote la politica, titola il Corriere a pagina 5. Abbiamo ubbidito a un ordine, dice uno dei due Marò, Salvatore Girone, abbiamo mantenuto una parola e siamo ancora qui. Accuse e toni ultimativi nella videoconferenza col Parlamento. Lega, Forza Fratelli d'Italia e 5 Stelle attaccano il governo. Siamo innocenti, lo gridiamo a gran voce, hanno detto Girone e Latorre. Italia e India sono paesi democratici e devono dialogare. Il ministro degli esteri Mogherini commenta: in questi 3 mesi abbiamo messo in campo una strategia nuova in accordo con loro. Abbiamo ubbidito a un ordine, abbiamo mantenuto una parola che ci era stata chiesta e oggi siamo ancora qui. Stavolta alza la voce, l'avrete visto in video, Salvatore Girone, con un tono da ultimo avviso in collegamento via webcam da Nuova Delhi per iniziativa delle commissioni esteri e difesa del Parlamento. Il fuciliere di Marina, trattenuto in India assieme al commilitone Massimiliano Latorre, con l'accusa di avere ucciso il 15 febbraio 2012 2 pescatori indiani durante un servizio antipirateria a bordo della petroliera privata Enrica Lexi, il fuciliere di Marina, Salvatore Girone, esce dal protocollo. Dopo i ringraziamenti anche al capo delle forze armate, il presidente Napolitano, Girone punta il dito contro una strategia difensiva alla quale i due Marò sono stati chiamati ad assoggettarsi, ma che non ha portato a un'imputazione di reato certa. Con voce a tratti tremanti, ma con la voce anche alta, con un tono più alto del consueto, Girone scandisce: siamo innocenti, lo gridiamo a gran voce. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera un'intervista al direttore generale della RAI, Gubitosi. Tagli a sedi e compensi dei conduttori, promette il direttore generale della RAI.
Sbaglia chi vuole scioperare, quanto al piano Rai non ho mai visto Renzi. Questo sciopero è un errore. La Rai fa parte del sistema, ci è stato chiesto un sacrificio e noi lo faremo, dice il direttore generale della Rai Gubitosi al Corriere della Sera. La quotazione di Rai Way è già operativa, dice Gubitosi. Rai Way è la società che detiene gli impianti della Rai. Si può chiudere entro l'anno. Troveremo i 150 milioni anche tagliando gli stipendi dei conduttori televisivi e risparmiando sulle sedi regionali. Non ho mai visto Renzi, dice ancora il direttore generale Rai, vorrei parlargli degli investimenti su Expo e Cultura. Quanto a De Siervo, il figlio del costituzionalista emerito e commentatore della Stampa Ugo De Siervo, il figlio, Luigi mi sembra, o Filippo, non mi ricordo il nome, comunque il figlio di De Siervo è uno dello stretto giro di Renzi. Il figlio di De Siervo, dunque, promosso, è un favore a Renzi? Ma De Siervo non è stato promosso, replica Gubitosi. In serata, intanto, il sindacato Usigrai apre al governo. Siamo pronti a ridiscutere lo sciopero, fa sapere il sindacato Rai. L'altra notizia in primo piano su tutti i giornali è il re di Spagna che scende dal trono. Juan Carlos abdica, le ragioni di una scelta nell'analisi dell'ex ambasciatore Sergio Romano. Felipe, il figlio, è pronto, largo ai giovani. E infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il papà vicino di banco del suo ragazzo autistico. Il racconto è di Paolo Di Stefano, è la scelta di un padre che vuole stare vicino al figlio quindicenne autistico. Si laurea di nuovo per fare il tutor nella classe del figlio autistico. Vivono nel Barese. Il papà ha lasciato il lavoro di informatore scientifico. Da sempre aiuto mio figlio a studiare, dice il padre, ma ora che è alle superiori ha bisogno di me anche la mattina. Il papà ha preso la laurea per poter fare il tutor a scuola nella classe del figlio autistico. E infine Fiorenza Sarzanini si occupa del rapporto dei nuclei antisofisticazione dei carabinieri. Dopo 90.000 ispezioni, carne colorata, olio falso, così il cibo è fuori legge. Carni colorate di rosso, pesci trattati per farli sembrare freschi, champagne di marca sostituito con vino scadente. Un alimento su 3 inserito nella catena di distribuzione non è conforme, il 33%. È l'ultimo rapporto dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni dopo 90.000 controlli. L'articolo di fondo del Corriere della Sera, a firma di Ernesto Galli della Loggia, è dedicato a Renzi e al suo cattolicesimo da Boy Scout, l'eredità democristiana per il segretario di quello che fu il Partito Comunista, un particolare tipo di cattolicesimo, quello di Renzi da Boy Scout. Ragiona Galli della Loggia, in che termini magari lo vediamo dopo. Intanto, brevissimamente, dalla cronaca lombarda del Corriere della Sera, una curiosità da Seregno, Monza e Brianza. La storia trasforma Seregno in un accampamento celtico. Da giovedì dibattiti e eventi con relatori d'eccezione. Ci sono scrittori, giornalisti, docenti universitari, 3 gruppi di rievocazione storica che trasformeranno il centro storico di Seregno in un accampamento celtico del III secolo a.C. e faranno rivivere i fasti di una guardia pretoriana del I secolo d.C. in assetto da battaglia. Sfilate, manovre di guerra e di vita quotidiana dei soldati romani che daranno vita a un accampamento medievale del XII secolo con duelli tra cavalieri. Qui naturalmente siamo fuori dall'epoca romana e già nel Medioevo. Da giovedì 5 a domenica 8 giugno a Seregno la seconda edizione del Festival Storico Letterario intitolato Voci della Storia. Franco Cardini è il presidente della manifestazione. Mentre Maroni corre in Svizzera per gli immigrati lombardi, titola, rimanendo alla cronaca lombarda e milanese, il giornale. Il governatore Maroni festeggia il 2 giugno non in Italia ma a Berna per presentare l'Expo e, dice Maroni, per i nostri frontalieri. Politici in missione in tutto il mondo per il 2015. Partecipo a uno dei 180 eventi voluti dalla Farnesina, dice Maroni. In 60.000 rischiano il posto dopo il referendum elvetico e la questione dei pendolari, l'altra questione che Maroni ha affrontato ieri in Svizzera. Il giornale peraltro si occupa, in cronaca milanese, anche del quartiere Adriano a Milano sotto assedio. Case in costruzione ma già occupate dai nomadi. I Rom invadono Adriano. Non bastavano gli 11 microinsediamenti di zingari sparsi in zona. Ora gli zingari, titola il giornale, si prendono alcune villette
e il centro anziani. Il loro numero aumenta ogni giorno, i residenti rassegnati. Fanno il bagno all'aperto, giovani e adulti fanno i bisogni in strada e si lavano alle fontane, racconta Enrico Silvestri da Milano per Il Giornale. C'è un'altra questione invece che affronta Il Giorno, l'incubo di licenziamento su 760 dipendenti dell'azienda Agile a Pregnana di Rho. Conto alla rovescia, il 1° luglio finisce la cassa integrazione, appello urgente al Ministero da FIM, FIOM e WILM, 3 sindacati del settore metalmeccanico. Sulla loro drammatica vicenda stanno indagando le procure di Milano, Roma, Prato, Cagliari. Un processo in corso a Roma, uno che si apre il 25 settembre davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano, accuse nei confronti degli ex manager di Agile per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e aggiotaggio. I lavoratori beffati sono in lotta per evitare il licenziamento collettivo tra meno di un mese, il 1° luglio, quando scade la cassa integrazione straordinaria in deroga. Sono i 210 informatici di Agile ex Eutelia di Pregnana Milanese, 760 in tutta Italia, in cassa integrazione straordinaria da 2 anni, dopo il fallimento per bancarotta fraudolenta di Eutelia, con in tasca una lettera di procedura di mobilità aperta dai commissari straordinari lo scorso 24 febbraio e un verbale di mancato accordo del 31 marzo. Per questi lavoratori, 210 in quel di Pregnana, Rho, 760 in tutta Italia, è iniziato il conto alla rovescia e anche l'ennesima battaglia per chiedere il rispetto degli accordi. Nelle scorse ore un comunicato congiunto FIM, FIOM, WILM nazionali ha rivolto l'ennesimo appello al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Sul tavolo lo stato dell'avvertenza, gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione da prorogare fino al 31 dicembre 2014, i bandi di gara delle regioni con sistema premiante per le aziende che assumono lavoratori dell'ex Agile, ma nella sede di Pregnana, di via i Laboratori Olivetti, da un anno i lavoratori, in collaborazione con AFOL, azienda per la ricerca dell'impiego in Lombardia, hanno realizzato un job center per favorire l'incontro tra domanda e offerta, organizzando corsi di formazione professionale per ottenere certificazioni Microsoft. Serve tempo per non lasciare nessuno in mezzo alla strada. Sulla drammatica storia dell'azienda in bancarotta Agile indagano ben 4 procure. Lasciando Il Giorno andiamo a dare un'occhiata anche a Repubblica in cronaca milanese. Qui c'è una questione che non è soltanto milanese né lombarda, ovvero la questione Malpensa, perché uno degli effetti dell'accordo Alitalia-Etihad sarà di sacrificare Malpensa a favore di Linate, l'aeroporto cittadino milanese. Milano prepara un'altra battaglia per salvare lo scalo varesino. L'accordo Alitalia-Etihad scommette soltanto su Linate, scrive Repubblica. Le rassicurazioni del ministro Lupi non convincono la SEA, la società comunale che controlla gli aeroporti lombardi, e i sindacati. Malpensa, l'accordo tra Alitalia ed Etihad, scrive Repubblica, non convince la politica e i sindacati per le sue ripercussioni sugli scali milanesi. Il rafforzamento dei voli su Linate, chiesto dagli arabi al governo, preoccupa tutti per i suoi effetti negativi sull'aeroporto di Malpensa. Un grave errore depotenziare Malpensa anche in vista dell'Expo, avvertono i parlamentari bipartisan. Per i sindacati lo sviluppo di Malpensa non può passare solo dai cargo, dagli aerei merci, perché così Malpensa va a fondo. Così Milano si prepara a una nuova battaglia per salvaguardare l'ex hub varesino, costato oltre 1 miliardo di investimenti. Repubblica dedica le prime 3 pagine della cronaca milanese a questa questione. Istituzioni e sindacati pronti alle barricate e l'analisi di Ettore Livini: se Linate diventa il mini hub milanese, per Malpensa non c'è scampo. Chiesti per il polo aereo metropolitano per Linate, l'ampliamento del tetto dei voli orari, la liberalizzazione delle destinazioni extra Unione Europea e il riciclo degli slot per Roma. Sulla questione poi Repubblica interpella Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano dal 97 al 2006, oggi senatore del Nuovo Centrodestra. È una sconfitta che viene da lontano, dice Albertini, mai risolto dai governi il dualismo con Roma, adesso il nodo gordiano lo tagliano gli arabi, la decisione la prendono loro, dice Albertini. Sempre da Repubblica poi c'è la vecchia storia delle case della Baggina, le case del Pio Albergo Trivulzio,
Così VIP e amici, giornalisti compresi, si accaparravano i pezzi migliori, un palazzo in piazza Santo Stefano svenduto a un prezzo fuori mercato, il canone privilegiato dell'ex assessore regionale Zambetti e all'ex presidente, nonché primario all'ospedale Sacco Emilio Trabucchi, l'accusa di aver agevolato la svendita. A proposito di Milano e Lombardia, così completiamo il quadro, vediamo anche Libero, che torna sulla giunta Pisapia, una giunta in rosso che fa cassa anche coi pedoni, con chi si muove a piedi per la città. Perché? Multe a raffica a chi non attraversa sulle strisce. Decorato, Fratelli d'Italia commenta, ormai stanno raschiando il fondo del barile. Il commento di Alessandro Morelli, capogruppo della Lega in Comune: perché non multano anche i ciclisti sui marciapiedi? A volte sono anche pericolosi, peraltro, non poco per l'ignaro pedone. Passeggiare in pieno centro a Milano può costare 25 euro di multa. A essere sanzionati nei giorni scorsi alcuni pedoni che si sono trovati un vigile di fronte mentre attraversavano fuori dalle strisce pedonali. In particolare l'angolo di città incriminato è quello di Piazza Cairoli, a 2 passi dall'Expo Gate e dalla neopedonalizzata Piazza Castello. Infine, sempre da Libero, anche qui la questione di Malpensa e l'accordo fra l'Italia e gli Emirati Arabi Etihad, cargo e voli a corto raggio, ecco cosa resterà a Malpensa. Un ridimensionamento massiccio dello scalo varesino. I politici lombardi contro il piano di Etihad. E intanto Fassino adesso fa l'ambasciatore di Expo, aggiunge Libero. Il tour per il 2015, da Della Vedova a Lapo Pistelli, chi sono gli emissari del governo nel mondo. Pisapia visiterà gli emiri a Dubai. Ma andiamo alla prima pagina di Repubblica. Qui c'è in apertura lo stesso argomento del Corriere della Sera, l'Unione Europea che chiede all'Italia di fare di più e l'Italia che cerca di escludere la manovra bis, cioè un altro intervento sulle tasche degli italiani adesso o a settembre. I 2 commenti in prima pagina, il primo di Alberto D'Argenio: è stata la notte della grande paura, la notte in cui la strategia del governo Renzi sarebbe potuta andare in fumo. A Roma lo spauracchio si chiamava early warning, cioè il primo ammonimento, il primo passo di una procedura europea per debito eccessivo che avrebbe legato le mani al governo, facendo tornare l'Italia sotto tutela europea, scrive Alberto D'Argenio. Per fortuna, scrive il giornalista di Repubblica, c'è la trincea Renzi-Padoan. Se ci avessero bocciato non li avremmo seguiti, dicono i due, il Premier e il Ministro dell'Economia. Telefonate nella notte tra il governo italiano e Bruxelles, una bozza di raccomandazioni molto più dura nella prima versione, che poi invece è stata corretta, perché c'è la trincea Renzi-Padoan. Lo spauracchio si chiamava early warning, cioè il primo passo di una procedura di infrazione. Così il governo invece guadagna tempo e non metterà mano al portafoglio, non il suo, il nostro naturalmente, con una manovra aggiuntiva. Intanto Bruxelles chiede all'Italia nuovi sforzi nel 2014. Si deve mettere un po' d'accordo Repubblica con se stessa, visto che un articolo dice una cosa e quell'altro ne dice un'altra opposta. C'è il terzo commento, anzi il secondo commento in prima pagina, in forma di retroscena a firma di Federico Fubini. È il debito che fa paura anche al Fondo Monetario, non solo alla Commissione Europea. Sul tavolo del Consiglio del Fondo Monetario Internazionale, FMI, è appena atterrata una proposta direttamente figlia dell'eurocrisi. L'idea di base è che un paese ad alto debito deve smettere di pagare agli investitori le cedole sui titoli di Stato se riceve un prestito di salvataggio dal Fondo Monetario Internazionale, scrive Federico Fubini. Sarebbe una forma di sacrificio imposto ai creditori privati in cambio dell'aiuto di un organismo pubblico. L'intenzione è evitare una replica del 2010, quando le banche francesi e tedesche uscirono illese dalle macerie dei loro investimenti in Grecia perché i contribuenti europei e il Fondo Monetario subentrarono assumendosene i rischi, scrive Fubini. Detto in altro modo, Fubini ci dice che abbiamo pagato noi le malefatte e gli investimenti, diciamo così, a rischio delle banche francesi e tedesche, a rischio fino a un certo punto, e speculativi, ci hanno speculato sopra, gli investimenti di banche francesi e tedesche sulla Grecia,
li abbiamo pagati noi. Ora la proposta del Fondo Monetario Internazionale non riguarda l'Italia, eppure sono passati solo 2 anni e mezzo da quando Obama e Angela Merkel cercarono di convincere il governo italiano ad accettare un aiuto del Fondo Monetario. Ricordate? C'era ancora Berlusconi, stava cadendo. Il debito pubblico viaggiava al 120% del PIL all'epoca. Quest'anno supererà il 135%. Naturalmente la situazione è migliore perché i tassi di interesse sono più che dimezzati. L'Italia conserva tutte le possibilità di ridurre il debito come, da livelli simili, riuscì al Belgio 10 anni fa. Le privatizzazioni previste dal governo e la fine della recessione aiuteranno, scrive Federico Fubini, eppure uno sguardo all'indietro dalla misura dei rischi che continua a correre l'Italia, che è il quarto più grande debitore al mondo con una esposizione da 2.100 miliardi di euro. Il debito dunque allarma il Fondo Monetario Internazionale, diretto dall'ex ministra del governo Sarkozy all'economia Christine Lagarde. È pronta la nuova ricetta per bloccare il virus. Sarà anche ora di finirla, però, con queste terminologie che fanno sembrare qualcosa di incontrollabile e di irrazionale, il virus, ciò che invece è perfettamente razionale. Sarà antipopolare, ma è perfettamente razionale. Altro che virus. Nei paesi aiutati dal fondo, freno del pagamento dei creditori privati, cioè il fondo ti dà una mano, si fa per dire, ti indebita ulteriormente e i creditori privati stanno in stand-by per un attimo. In campo anche la Banca Centrale Europea per studiare misure antideflazione. Mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica si segnala rapidamente l'intervento dell'ex premier britannico Tony Blair, è il suo mestiere ormai, l'Europa secondo fare interventi in giro per università, centri convegni eccetera, lautissimamente pagati, e scrivere sui giornali. L'Europa secondo Blair deve svegliarsi per cambiare. Una ricetta interessante. Mentre a centropagina abbiamo la nuova RAI, canone più basso e pubblicità solo su una rete. Questo sarebbe l'intento del governo per la riforma della RAI. Lo sciopero intanto va verso la revoca, ma il taglio resta, dice il governo alla RAI. Renzi ha sottolineato che la musica in RAI cambia. Usigrai e Federazione Nazionale della Stampa, dopo la tensione, cercano il dialogo. Il sottosegretario alle comunicazioni Giacomelli del PD osserva: i sindacati non possono dettarci l'azienda. Intanto 9 esperti, scrive Repubblica, stanno preparando la riforma della TV, della RAI, spot su una sola rete e norme antitrust. Da 2 mesi si vedono in un certo luogo di Roma riservatamente. Chi sono? Sono i 9 saggi che discutono su come cambiare la legge Gasparri sulla TV e i destini della RAI. Progetto prioritario di colpo per il governo Renzi. Il gruppo di lavoro non percepisce compensi, ma i nomi di questi 9 esperti addetti alla riforma della RAI sono di peso e le soluzioni che prendono forma anche. Il sottosegretario Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni che li ospita al secondo piano del Ministero, sta coordinando i lavori dei saggi che propongono una mezza rivoluzione, scrive Repubblica. Vogliono che una sola rete RAI possa raccogliere pubblicità, che il servizio pubblico radiotelevisivo sia finanziato da 3 principali fonti, vale a dire il canone delle famiglie ma modificato, gli spot ma sull'unico canale e un contributo dello Stato. E ancora suggeriscono una riforma delle tagliole anticoncentrazione del sistema generale dei media. I saggi sono 9. C'è il giurista Fabio Bassan, c'è poi Antonio Sassano, ingegnere, docente a Tor Vergata, massimo esperto italiano di frequenze televisive, scrive Repubblica, c'è Matteo Maggiore, ex BBC, ora all'Ocse, e il massmediologo Francesco Silliato, editorialista del Sole 24 Ore. Ci sono poi gli ex consiglieri RAI Stefano Balassone e Carlo Rognoni del PD, quindi Stefano Cuppi, consulente delle regioni Marche ed Emilia Romagna per il digitale terrestre, e infine un dirigente dell'Autorità delle Comunicazioni e un giornalista di punta di RAI International. Il gruppo sarà aperto ad altri docenti. Piacciono Michele Sorice, Luis, Confindustria, e Fausto Colombo dell'Università Cattolica. Così Repubblica in prima pagina. E sempre dalla prima pagina di Repubblica la copertina di Repubblica 2, firmata da Pietrangelo Buttafuoco, sulla storia di un uomo che dalla Puglia alla Siria è diventato jihadista. Lo jihadista della porta accanto, titola Repubblica in prima pagina.
Kamal, 32 anni, dalla Puglia alla Guerra Santa, da mediatore d'affari a guerriero di Allah. Il padre, benestante, si convertì negli anni 70. Lui ha scelto il terrorismo ed ecco il suo racconto a Pietrangelo Buttafuoco. I servizi segreti europei avvertono in Siria combattono almeno 2000 occidentali di fede islamica, come questo pugliese convertito. È dovere di ogni credente, in Allah naturalmente, difendere i fratelli, ergersi a baluardo, dice il pugliese, convertito ad Allah. Come si vede che non conoscete più la guerra voi, al limite avete i forconi e i notav. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, acqua e vento, l'energia verde sorpassa gas e carbone. In Italia il sorpasso delle energie cosiddette rinnovabili. Ad aprile consumi e domanda delle fonti verdi hanno raggiunto le altre, tirano l'idroelettrico e l'eolico. Dalla Stampa invece, velocemente, oltre alla prima pagina che riassume tutti gli argomenti di cui abbiamo già parlato sulla scorta delle prime pagine che abbiamo già esaminato, c'è da segnalare a pagina 3 la rubrica della Iena, Riccardo Barenghi, l'ex direttore del Manifesto, intitolata Regni. La battuta è rapida e sintetica, altri 31 anni di regno e Napolitano pareggia con Juan Carlos, scrive la Iena della Stampa. C'è poi a pagina 5 un pezzo di Federico Geremicca che è praticamente miele sul premier Renzi, stavo per dire Enrico Renzi per curioso lapsus, Enrico Letta e Matteo Renzi. Il populismo raffinato di Renzi incassa l'abbraccio della folla, è il titolo squisito che la Stampa trova per incorniciare il pezzo di Federico Geremicca, mentre il quotidiano nazionale, il giorno La Nazione, il Resto del Carlino, tra le altre cose si occupa anche di turismo, i russi che amano l'Italia ma ne bocciano servizi e strutture. Il flusso di turisti russi in Italia è in costante progresso. Questi spendono molto, scrive il quotidiano nazionale, spese super in moda e abbigliamento, ma servizi e strutture italiane sono giudicate molto negativamente. E sempre dal quotidiano nazionale c'è anche Grillo, inteso non come Beppe ma Luigi, l'ex senatore di Forza Italia e poi PDL, che tenta la Carta della Libertà, è uno degli indagati per le tangenti Expo insieme al compagno G, lo storico Primo Greganti, collettore delle tangenti rosse. Il compagno G per ora rinuncia a chiedere la libertà. Oggi al Tribunale del Riesame l'udienza per i due indagati. Il PM Claudio Gittardi, la Procura di Milano, ha individuato proprio in Grillo e Greganti le anime dell'associazione criminosa, con Gianstefano Frigerio. Ma vediamo la prima pagina del giornale. L'Europa sgonfia Renzi. Più tasse, titola il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che è anche l'autore dell'articolo di fondo che tra poco vediamo. Sconfitto Renzi, paghiamo noi, titola il giornale. Le promesse del Premier non incantano, ci risiamo col solito vizio dell'Unione Europea di comandare a casa nostra. Merkel interviene subito a dettare le regole. Ora vediamo di che pasta è fatto Matteo. Ci risiamo, scrive Alessandro Sallusti, cambiano i premier, cambiano i governi e l'umore dei cittadini, ma lassù, nel quartier generale dell'Europa, non fanno una grinza. Ieri è arrivata l'ennesima bocciatura dei conti italiani. Certo, con il, virgolette, simpatico Renzi, i toni sono più concilianti, ma la sostanza è che dall'Italia pretendono più rigore, cioè più tagli e più tasse, e molto velocemente, scrive Sallusti. Due osservazioni. La prima, Renzi fuori dai confini nazionali non incanta nessuno con la sua parlantina e i suoi metodi giovanilisti. I tecnocrati vogliono fatti, non promesse infiocchettate in conferenze stampa, slide e grafici. E fin qui ci siamo. È evidente anche a noi che purtroppo non uno degli impegni presi dal Premier, a partire dalla restituzione dei 90 miliardi di debiti dello Stato con le imprese, ha una copertura finanziaria come da vincoli europei. Era evidente che i tagli alla spesa pubblica, meno trasferimenti ai comuni, avrebbero provocato solo un innalzamento delle tasse dei comuni, vedi IMU. Era ovvio che innalzare le tasse sulla rendita finanziaria avrebbe colpito i risparmiatori senza benefici reali. Seconda osservazione. Detto che il programma di Renzi è fumo, ora bisogna vedere se, a differenza di Letta e Monti, Renzi avrà il coraggio di non calare le brache di fronte ai diktat europei.
Se anche lui accetterà di applicare la ricetta più rigore per tutti, manovra con nuovi tagli e nuove tasse, passerà alla storia come la meteora che ha dato la mazzata finale a imprese e famiglie. Per mantenere consenso e potere ha una sola strada: dire no a qualsiasi misura che comporti sacrifici anche se minimi, perché la misura è colma, scrive Sallusti. Se teniamo duro, che fa l'Europa? Ci caccia? Non scherziamo, senza l'Italia questi non vanno da nessuna parte. So che la faccio facile, conclude il direttore del giornale, ma prima o poi qualcuno dovrà rinsavire e ridare al governo italiano la sovranità perduta. Scommetto che su questa strada Berlusconi e Forza Italia sarebbero disposti a dare una mano leale. Se fossi in Renzi ci penserei. Da soli si può alzare la voce coi giornalisti Rai, trattasi di passeggiata. Ma se si va alla guerra, meglio alleati solidi, vista anche la debolezza parlamentare del proprio esercito, che non ha tratto alcun beneficio dal glorioso 40% del voto europeo. L'altro tema che il giornale mette in prima pagina è la grande lezione dei Marò, ancora qui per avere obbedito, il grido dei due Marò dall'India. Nell'articolo di Fausto Biloslavo: abbiamo obbedito agli ordini, dicono La Torre e Girone in collegamento video col Parlamento. Abbiamo mantenuto la parola, ma siamo ancora qui dopo 2 anni. Sempre dalla prima pagina del giornale il commento di Vittorio Feltri sulla festa inutile di chi disonora la Repubblica, il Quirinale e il 2 giugno. Noi aboliremmo tutte le feste, comprese quelle comandate, alcune di quelle, per esempio il 26 dicembre, la cosiddetta seconda di Natale, non basta la prima, dedicata a Gesù, scrive Feltri, il quale tra l'altro dubito sia nato in inverno, visto che i pastori, eccetera. Quell'inutile festa per la Repubblica, la cerimonia militare è ridicola e anacronistica, l'Italia si ferma per compiacere la dabbenaggine di chi ne è al vertice. E sempre dal giornale, in prima pagina, altro che spazio ai giovani. Barbara Spinelli non molla l'Unione Europea. La giornalista, figlia di Altero Spinelli e compagna del defunto ministro dell'economia Padoa-Schioppa, si aggrappa al seggio, eletta con la lista Tsipras. Aveva detto che la sua candidatura serviva da traino e che se fosse stata eletta all'Europarlamento nella lista Tsipras avrebbe lasciato spazio ai giovani. Ma Barbara Spinelli, giornalista della sinistra radical chic, ci ripensa e si aggrappa alla poltrona, scrive Paolo Bracalini. Vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Sul fisco, però, da un altro punto di vista, apre il quotidiano diretto da Antonio Padellaro. Renzi non vuole l'uomo di Tremonti. Il ministro dell'economia Padoan propone come direttore dell'Agenzia delle Entrate il vice di Attilio Befera, che si chiama Marco Di Capua. È un ex ufficiale della Guardia di Finanza legato alla gestione Lorenzo Necci delle Ferrovie dello Stato e poi al gruppo di potere sorto intorno a Tremonti, ma il Premier non vuole nominarlo. Marco Palombi, a pagina 8, oltre che in prima pagina, si occupa di questo scontro al vertice, come lo definisce il Fatto Quotidiano. No di Renzi al ministro Padoan. Non dare l'Agenzia delle Entrate, dice il Premier, all'uomo di Tremonti. Il Ministero del Tesoro vuole Di Capua per il dopo Befera, ma il Premier blocca la nomina, perché questo Di Capua è un pezzo del network, della rete di potere dell'ex ministro Tremonti. Ex ufficiale della Guardia di Finanza, come l'ex braccio destro di Tremonti, Marco Milanese, assunto in Ferrovie dello Stato da Necci, fu chiamato al Ministero dopo l'epurazione di Tremonti del 2003. E l'altro titolo, a centropagina, inquadra la vicenda Marò con questo taglio: il pizzino dei Marò. Noi siamo stati ai patti, dicono i fucilieri, abbiamo ubbidito a un ordine e mantenuto la parola. In videoconferenza da Nuova Delhi, Girone e La Torre alzano la voce. Sono 2 anni che siamo qui, l'intrigo con l'India non si sblocca. Poi l'abdicazione di re Juan Carlos, se ne va tra gli scandali il re del dopo Franco, titola il Fatto in prima pagina. Di Grillo e di Farage si occupa invece Marco Travaglio nell'articolo di prima pagina. Grillo talpa 2, la vendetta, troppo lungo per essere riassunto naturalmente adesso, è comunque dedicato a questo tema. L'Unità apre la sua prima pagina con la questione della Commissione europea, che accorda il rinvio del pareggio di bilancio al 2016 ma chiede più sforzi all'Italia. Italia ai tempi supplementari, titola l'Unità, che oggi ha un corposo inserto dedicato a Enrico Berlinguer.
allegato all'Unità di oggi. L'Unità fa i 90 anni, 1924, 1000 e 2014, con questo corposissimo inserto di 90 pagine su Enrico Berlinguer, e tra l'altro i giornalisti dell'Unità continuano peraltro lo sciopero delle firme. Mancano 2 giorni alla data dell'assemblea dei soci della nuova iniziativa editoriale, gli editori dell'Unità, chiamati a fare scelte decisive per la testata. Non accetteremo ulteriori rinvii, scrive il comitato di redazione oggi in prima pagina. Il giornale non può permettersi di galleggiare, di restare senza un vero piano industriale e chiari obiettivi di sviluppo, soprattutto alla vigilia dei mesi estivi. È il messaggio ai lettori del comitato di redazione. Tornando invece alla questione dei conti pubblici, il ministro dell'economia Padoan ha detto che non ci saranno manovre aggiuntive e Renzi ha scritto ai sindaci una lettera di questo tenore. Caro sindaco, scrive il Premier, l'Italia riparte. I segnali di fiducia che arrivano dalla determinazione dei cittadini, da vari settori dell'economia e dai mercati internazionali tuttavia non bastano. Possiamo e dobbiamo dare di più. Sono le prime righe della lettera, scrive l'Unità, che ieri, come annunciato domenica dal Festival dell'Economia, Renzi ha mandato a tutti i sindaci per chiedere loro e garantire una mano con il prossimo decreto, denominato Sblocca Italia, a disincagliare un po' di opere pubbliche e di investimenti privati lungo tutto lo stivale italiano. Parole che vengono rese note, e non sembra una coincidenza, scrive l'Unità, poco dopo che da Bruxelles sono arrivate le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. Insomma, questi sindaci stretti nella morsa del patto di stabilità, i comuni virtuosi, dovrebbero essere loro a sbloccare l'Italia. Come? Se sono stretti in una morsa di bilancio pubblico terribile che li priva anche dei soldi che hanno in cassa e gli impedisce di spenderli, come fa il patto di stabilità, e naturalmente se sono anche i destinatari delle manovre di rigore, perché vedi la tassazione sulla casa, l'Europa continua a dire che vanno tassati ancora di più gli immobili, che sono tasse chiamate comunali che i sindaci impongono come esattori, di cui vedono molto poco e che però servono allo Stato centrale. Quindi anche qui bisogna che si decida il governo a un certo punto. Se i sindaci sono, perlomeno quelli dei comuni cosiddetti virtuosi, bloccati dal patto di stabilità, come fanno a sbloccare l'Italia, a rilanciare le opere pubbliche, come del resto aveva chiesto fin dall'inizio i sindaci dei comuni più virtuosi, uno su tutti il presidente dell'Anci Lombardia, sindaco di Varese Fontana, che aveva posto questo problema ormai da anni, sostanzialmente. Se tu hai dei soldi in cassa, hai gestito bene, sei virtuoso, rilanci le opere pubbliche, rilanci i lavori, puoi spenderli, rilanci anche l'economia del comune, dei comuni. Niente da fare. Quindi evidentemente Renzi ha deciso di modificare sostanzialmente, concretamente le regole del patto di stabilità, altrimenti che fanno i sindaci in queste condizioni? Come rispondono all'appello del Premier? Infine, sempre dall'Unità di oggi, va segnalato un articolo dedicato a uno dei temi per i quali la Lega raccoglie le firme in vista del referendum, ovvero la legalizzazione della prostituzione. Qua si parla in realtà sull'Unità di oggi a pagina 12 di prostituzione gestita, una proposta di legge per il controllo del fenomeno attraverso aree. A Mestre, Roma e Napoli si parla di sperimentazione con benefici al prodotto interno lordo. L'articolo è a pagina 12 ed è lo stesso tema su cui c'è la proposta della Lega referendaria per l'abolizione legge Merlin. C'è anche un altro servizio da segnalare sull'Unità di oggi a pagina 14, gli operai che hanno fatto rinascere le loro fabbriche, sono quasi 400 in Italia, le aziende in fallimento che sono ripartite sotto forma di cooperative, storie di lavoratori che non si sono arresi alla crisi, lavoratori che nonostante il fallimento della propria azienda si sono rimboccati le maniche e l'hanno fatta rinascere in forma di cooperativa, imprese spesso piccole che si rimettono in piedi e provano addirittura ad andare sui mercati esteri. E l'Unità ne racconta alcuni casi, sostenuti peraltro da Coop Fond, il mondo cooperativo rosso. Ma lasciamo l'Unità per andare a Libero. L'Unione Europea boccia il governo e arriva il conto degli 80 euro. L'Europa manda una lettera di compiti a casa anche a Renzi. Se vuoi sforare il 3% nel rapporto deficit-PIL,
uno dei parametri sacri di Maastricht, aumenta le tasse sulla casa, l'IVA e il gasolio, cioè in pratica le tasse sui consumi. Ci rinfacciano un buco di 9 miliardi e 300 milioni, ma 6 miliardi e 6 sono dovuti al regalo preelettorale del Premier, cioè arriva il conto, come titola Libero, degli 80 euro. Poi c'è una intervista di tutta pagina a Libero del ministro Passera: rifaccio io il centrodestra, con quei soldi in più in busta paga Renzi ha comprato i voti, dice Passera. Vedremo poi l'intervista a pagina 9 di Martino Cervo: l'ex ministro Passera in campo, Renzi ha comprato i voti, rifaccio io il centrodestra. Il giudizio europeo inevitabile, Renzi non ha fatto riforme, ma soltanto annunci per acquistare consensi, dice Corrado Passera, già ministro nel governo Monti e prima a capo della principale banca italiana, Intesa San Paolo. Va ricostruito il polo moderato, io e Italia Unica, cioè il suo movimento, cioè in pratica io da solo, io e Italia Unica ci siamo. Sempre da Libero, prima della pubblicità, c'è Floris che si rivolta alla sinistra che lo taglia, Floris inteso come Giovanni, il conduttore di Ballarò, dove stasera è ospite anche Matteo Salvini. Floris si rivolta alla sinistra che lo taglia, Ballarò contro il governo dopo anni di servizio pubblico, dopo anni di servizio, precisa, senza più l'aggettivo pubblico, a pagina 5 Libero, dopo anni di servizio, Floris attacca la sinistra che gli taglia i privilegi. Adesso che il rottamatore Renzi ha annunciato la battaglia sulla riduzione dei costi, il conduttore strapagato tira fuori gli artigli. Ma che credibilità ha, scrive Claudio Brigliadori, se solo ora si accorge che può fare un'inchiesta scomoda per il governo? Ballarò si scopre anti-Renzi, ma la RAI si inchina a Matteo. Il programma Ballarò dedica oggi una puntata ai conti dell'esecutivo che non tornano. Si è un po' incazzato il conduttore Floris, evidentemente. Intanto l'Usigrai si spacca, più lontano lo sciopero contro la spending review. È ora di smantellare il baraccone pubblico, scrive Davide Giacalone nel suo commento a pagina 4 su Libero. Dopodiché, dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, ci occupiamo dell'ultima questione da segnalare in prima pagina su Libero, l'articolo di Giuliano Zulin su Alitalia, che è un affare soltanto per Benetton. Vediamo perché, secondo Zulin, è così. Dopo la pubblicità e le previsioni del tempo. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino.
A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Questa mattina nuvoloso, molto nuvoloso, qualche schiarita nel pomeriggio, rovesce temporali su Alpi, Prealpi, alta pianura, al mattino e nuovamente in serata. Rari fenomeni sulla pianura. Mercoledì nuvolosità consistente, solo qualche schiarita sulla fascia di pianura. Probabili rovesci e temporali su tutta la regione, temperature senza variazioni. Giovedì nuvoloso al mattino, poi soleggiato a partire dalla Lombardia ovest. Isolati rovesci in mattinata, poi asciutto o piovaschi su Garda e Mantovano. Tendenza venerdì e sabato sereno o poco nuvoloso, cumuli nelle ore più calde, asciutto o isolati rovesci sui monti. Sensibile aumento delle temperature. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Torniamo brevissimamente al Libero per la questione Alitalia, che è un affare soltanto per Benetton, scrive Giuliano Zulin, e cerchiamo di capirne rapidamente il perché. All'Italia ci guadagna solo Benetton. Non tutti i soci ridono. Etihad, il vettore arabo, investirà 600 milioni di euro nella compagnia aerea nostra, scrive Libero, insomma nostra fino a un certo punto, nostra perché l'abbiamo strapagata miliardi di volte, ma comunque ancora non si conoscono i dettagli, ma Atlantia, la società dei Benetton, con il suo 8% in Alitalia potrà beneficiare sia del ritorno alla redditività che dello sviluppo di Fiumicino, che la stessa Atlantia, cioè i Benetton, possiedono al 100%. Per questo motivo all'Italia ci guadagna solo Benetton. L'altro commento è quello di Ugo Bertone: Roma ride, Milano non tanto, almeno non pagheremo più. Ma l'articolo di fondo del direttore Maurizio Belpietro ci riporta alla questione della manovra, cioè alle nostre tasche in pericolo. Vediamo di ricapitolare, scrive Belpietro. Prima delle elezioni europee Renzi decide di spendere 6 miliardi e 600 milioni per dare a 10 milioni di italiani 80 euro in busta paga, circa, perché poi non è proprio così a seconda del reddito. Ma comunque, dopo le elezioni europee vinte da Renzi col 41%, l'Europa ci presenta il conto, spiegando che nel bilancio dello Stato italiano mancano 9 miliardi e 300 milioni. L'Unione Europea, scrive Belpietro, non si spinge a dire che il governo dovrà presto fare una manovra correttiva per recuperare i soldi che mancano.
Ma questa è la logica conseguenza della lettera che l'Unione ha recapitato ieri al Presidente del Consiglio. L'ufficio stampa di Palazzo Chigi farà magie per far scrivere ai giornali amici che quella di Bruxelles non è una bocciatura, ma anzi un'apertura di credito verso il nuovo corso italiano. Tuttavia la sostanza di ciò che si legge nelle pagine redatte dagli organismi europei non lascia dubbi. Gli interventi finora attuati dal governo sono modesti. Sul mercato del lavoro è stato fatto poco o nulla. A proposito dell'imposizione fiscale, il peso delle tasse continua ad essere sui redditi invece che sul consumo. Le privatizzazioni per ora un'intenzione. Un'analisi impietosa, perché i super tecnici dell'Unione Europea non si sono fatti incantare dai giochi di parole di Renzi. Le promesse alla fine non sono bastate a piegare la logica dei numeri, che era ed è quella da noi spesso ricordata, scrive Belpietro. Qualcuno nei giorni scorsi ha criticato la spiegazione del successo elettorale ottenuto da Renzi, una critica dovuta al fatto che avevamo accostato i risultati delle urne a quelli terra a terra dei conti. 10 milioni di voti a fronte di 10 milioni di beneficiari dei famosi 80 euro. Ammettiamo anche che non tutti i 10 milioni abbiano messo la crocetta sul simbolo del PD come ringraziamento al Premier che aveva loro donato 80 euro al mese. Diciamo pure che solo 1 su 10 tra gli elettori di Renzi si è convinto a votarlo per via dei soldi in più in busta paga, ma almeno 1 milione di persone ha scelto di dare fiducia al governo in conseguenza del regalo preelettorale, e la cifra aumenta se si considera che probabilmente questi italiani hanno un coniuge. Insomma, facendo i conti all'ingrosso si arriva a 2 milioni di elettori convinti dalla mossa messa a punto dal Presidente del Consiglio in campagna elettorale. L'avesse fatto Berlusconi o qualsiasi altro premier non di sinistra, i giornali avrebbero accusato il governo di un colossale voto di scambio, di aver comprato il voto. Tuttavia, essendo un regalo di un governo progressista che si prefigge di cambiare verso all'Italia, nessuno ha gridato allo scandalo. Soprattutto nessuno citerà Renzi per danni alle casse pubbliche. Ha speso ciò che non aveva, indebitandoci e inguaiandoci ancor di più. La spregiudicata operazione elettorale, riconosciuta perfino dalla segreteria della CGIL, Camusso in un'intervista ha detto che la vittoria del PD è dovuta in gran parte agli 80 euro, ora rischia di dover essere pagata con gli interessi dal ceto medio. Che farà Renzi? Accuserà i super esperti di Bruxelles di falso, come fece alcune settimane fa con i tecnici del Senato? In quell'occasione, scrive Maurizio Belpietro, Renzi sostenne che i funzionari incaricati di valutare le coperture finanziarie del decreto per gli 80 euro criticavano la misura del governo per ritorsione, perché inferociti dal taglio degli stipendi pubblici. Una bugia pietosa, naturalmente, ma che nell'immediato è servita, perché ha tappato la bocca ai ragionieri del Senato, i quali, non essendo abituati a polemiche di questo tipo, hanno abbozzato. Ora, però, si fa più difficile mettere nel mirino i tecnici di Bruxelles. I conti sono conti e, per quanto a noi non piacciono i parametri imposti dall'Unione Europea, non siamo del parere che si debbano aggirare mentendo, ma semmai cambiando le regole. Ne consegue, conclude il direttore di Libero, che o presto il Presidente del Consiglio riesce a convincere i partner europei della necessità di modificare i vincoli imposti ai paesi dell'Unione, o presto toccherà fare i conti con una procedura di infrazione. Per ora l'Unione Europea non parla di manovra correttiva né di patrimoniale, si limita a dire che sono necessari sacrifici e sforzi. Sta di fatto che nonostante l'ottimismo di Renzi, il bilancio dell'Italia va peggio di prima e la pressione fiscale, il principale peso che schiaccia la nostra economia, non accenna a calare. Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia del rincaro della tassa sui passaporti, cresciuta in un sol colpo dell'80%. Adesso spunta un aumento delle accise sulle sigarette, mentre con la riforma del catasto si prepara un'altra stangata sulla casa. Per fare questo non serviva un giovanotto di 39 anni che dichiara di voler cambiare il mondo, bastava Ciriaco De Mita. Ma forse Renzi, conclude Belpietro, è un De Mita giovane, come lui è un democristiano e di sinistra, come lui è appoggiato da Repubblica, e come il vecchio Ciriaco rischia di fare un disastro. Così Maurizio Belpietro, e Libero dedica le prime 2 pagine a questa questione. L'Europa ci ordina mettete altre tasse, è l'articolo di Fosca Bincher, cioè Franco Bechis, la Commissione bacchetta il governo,
Buco da 9,3 miliardi nei conti pubblici. Lo slittamento del pareggio di bilancio è vincolato all'aumento dell'IVA, alla stretta sulle imposte sugli immobili, si pagherà ancora di più sulle case e terreni e capannoni eccetera, e a nuove accise sul gasolio. Nel 2014 serviranno sforzi aggiuntivi. Soltanto noi i somari, secondo la Commissione europea. Da notare, scrive Bechis, che i documenti relativi agli altri paesi europei sono pieni di complimenti e elogi per i percorsi di riforma intrapresi. Altra austerità in arrivo, tasse sui carburanti, 2 stangate sulla casa, la prima attraverso la riforma fiscale entro il 2015 modificando il sistema del catasto, la seconda trasferendo il carico fiscale ai beni immobili, dice l'Unione Europea. E poi il falso ottimismo, l'occupazione, la scuola. La scuola, rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli studi scolastici è un'altra delle raccomandazioni europee, ma quelle che pesano sono quelle relative ai conti pubblici. Ma lasciamo libero la prima pagina per andare alla prima pagina del secolo XIX di Genova. Anche qui c'è l'Europa che avverte Renzi, con un'intervista al prodiano e adesso renziano Sandro Gozzi, sottosegretario agli affari europei. Ancora austerità? È impensabile, con il PD al 40%, si sbilancia il sottosegretario Gozzi. Sulle privatizzazioni abbiamo ragione noi, con il semestre di presidenza italiana si parlerà più di politiche per la gente. Merkel e il matador Renzi, solo una battuta benevola quella sul Premier. Merkel sa che si deve lavorare sulla crescita. Angela Merkel ha parlato del matador Renzi. Ma il toro chi è? Popolo italiano o qualcos'altro? Comunque abbiamo una marcia in più per fare le riforme, dice il sottosegretario Gozzi. Siamo liberi dai conflitti di interessi di chi ha governato in passato, siamo in grado di realizzare le riforme che l'Italia attende da anni, come quelle della giustizia civile e della pubblica amministrazione, niente meno. Ma il quotidiano genovese dà spazio ovviamente anche alla caduta di Juan Carlos, ritratto in una foto nella quale cade fisicamente sulle scale. E dall'altra parte a Berneschi, l'ex presidente della Cassa di risparmio di Genova, c'è un secondo tesoro nascosto in Carige, il secondo tesoro di Giovanni Berneschi, ex numero 1 di Carige, finito in carcere per presunte truffe al ramo assicurazioni della stessa banca. Il secondo tesoro non era nascosto molto lontano. La Guardia di Finanza ha sequestrato 5 milioni di euro custoditi nel centro fiduciario, la divisione della Cassa di risparmio destinata a operazioni riservate, soldi che si aggiungono ai 21 milioni già sequestrati il 22 maggio, il giorno della retata. Intanto accelerano le indagini sui rapporti con i clienti VIP. E poi c'è spazio in prima pagina per la considerazione di Steve Kandel sul museo dell'11 settembre. Il museo dell'11 settembre a New York, Ground Zero. Il giornalista americano Steve Kandel dà un giudizio ultimativo, senza appello per questo museo. Mi fa orrore il museo a Ground Zero, dove crollarono le torri gemelle. Lì è morta mia sorella, ma ormai sembra di essere in gita. Mi fa orrore quel circo turistico al posto delle torri dove morì mia sorella. E lasciamo il secolo XIX per dare un'occhiata anche al quotidiano comunista Il Manifesto, rimandato a settembre con la foto di Matteo Renzi e il titolo d'apertura. Non si chiamano più compiti a casa, ma sforzi aggiuntivi. Il commissario Olli Rehn concede all'Italia il rinvio della riduzione del disavanzo di bilancio, ma invita il governo a trovare 8 miliardi entro il 2014 per rendere strutturali le riforme. E sempre dalla prima pagina del Manifesto c'è anche spazio per la guerra in Ucraina. Non si ferma l'offensiva di Kiev dopo i raid aerei su Sloviansk e i colpi di mortaio su Donetsk. Ieri attaccata con raid aerei e uso di bombe a grappolo la città di Lugansk, 7 vittime tra i civili, violenti combattimenti anche nel sud della zona. Mosca accusa il governo di Kiev. Violato l'accordo di Ginevra con le bombe a grappolo a grappolo di piazza Maidan, quella che doveva essere la piazza filo europea e filo statunitense. E sempre dal primo piano del Manifesto il caso Alitalia, accordo in arrivo ma costerà 2.500 esuberi, con il commento di Vincenzo Comito sulla compagnia di bandiera, 60 anni di guai e di desolazione e ora un'altra grande impresa italiana prende il volo. Tra i commenti
Da segnalare ancora in prima pagina sul Manifesto, gli zombie dell'austerità in Europa. È l'articolo principale di fondo a firma di Roberto Romano. Le elezioni europee non hanno consegnato una maggioranza chiara, ma hanno bocciato sicuramente le politiche di austerità. Servirebbero investimenti per la terza rivoluzione industriale, avremmo bisogno di servitori dell'Europa, di dirigenti e politici capaci di pensare ai nipotini di Keynes, e invece è ricomparso il commissario Olli Rehn, con i suoi voti, la sua bacchetta magica, il pareggio di bilancio, le riforme strutturali, il debito pubblico. Gli zombie dell'austerità, sconfitti dal voto popolare nella sostanza, ma sono sempre lì a predicare le stesse cose. Sempre poi dalla prima pagina del Manifesto, per chi si interessa alla riforma costituzionale, c'è il pezzo del professor Gaetano Azzariti sui conservatori vestiti da riformisti in tema di riforme costituzionali. Più che un tentativo di riforma, scrive Azzariti, l'intervento sulla Costituzione e la nuova legge elettorale promossi dal governo andrebbero presentati come l'istituzionalizzazione dei principi che hanno retto il ventennio berlusconiano, scrive Azzariti. Per la verità, la riforma costituzionale presentata al voto dei cittadini nel 2006, che conteneva anche la famosa devolution, era tutt'altra roba, ma comunque questa è l'opinione di Azzariti. Infine, di nuovo sulla crisi ucraina, il commento in prima pagina sul Manifesto di Rita Di Leo: Obama fa il polacco, perché Obama ha stretto, contatti con la Polonia, Stati Uniti e Polonia, attrazione fatale, crisi ucraina e macerie d'Europa, col presidente americano a Varsavia, il rischio di un polacco al Ministero degli Esteri dell'Unione Europea. Con ciò lasciamo il Manifesto e andiamo a dare un'occhiata anche ad Avvenire. Anche Avvenire apre sui conti pubblici, duello Italia-Unione Europea, e l'editoriale è di Francesco Riccardi. Siamo condannati a fare le riforme, i compiti non sono evitabili, scrive l'editorialista del quotidiano di ispirazione cattolica. E da Avvenire al Foglio, l'Angela custode di Renzi, è il titolo dell'articolo d'apertura di Marco Valerio Loprete. Bruxelles apre con riserva al rinvio del pareggio di bilancio di un anno. Ora conteranno le riforme e i nuovi equilibri con Berlino, ma attendersi una Merkel lassista è un sogno. Mentre Juan Carlos abdica e crea un altro guaio ai socialisti acciaccati, titola ancora il Foglio di Giuliano Ferrara, gli scandali e le frodi hanno indebolito i reali, si riaffacciano i repubblicani che vogliono cambiare gli assetti del paese. A proposito di re, ci siamo dimenticati prima la vignetta in prima pagina sul Fatto Quotidiano di Bauro, che raffigura Giorgio Napolitano con la corona del re in testa. Il titolo è Spagna, Juan Carlos abdica, e Napolitano che dice: uè, perché guardate tutti me? Tornando invece al Foglio, se Renzi possa cambiare la RAI prima che in RAI si travestano tutti da Renzi, al TG3 non scioperano, invocano tagli ma temono mimetismi paraculi, cioè che diventino tutti renziani. Per Leone, figlio del Presidente della Repubblica e storico dirigente di Rai 1, è un momento storico. Prometeo a Viale Mazzini, titola niente meno il Foglio. Somos todos renzianos. Renzi cambierà la RAI prima che in RAI si travestano tutti da Renzi? E poi c'è un altro articolo sulla RAI, canale Usigrai, ritratto di un sindacato grigio e ripiegato su se stesso, Usigrai, il sindacato dei giornalisti RAI, che ora viene perforato da sinistra. Contro il taglio di 150 milioni di euro su un bilancio di 2 miliardi e 800 milioni che Renzi ha chiesto alla RAI, l'Usigrai, il sindacato unico dei giornalisti della TV pubblica, è subito scattato come una molla fino a proclamare uno sciopero aziendale, ottenendo un parere da Alessandro Pace, costituzionalista dell'Università di Roma 3 e firmatario di numerosi appelli per e con Gustavo Zagrebelsky e altri esponenti ben comunisti, scrive il Foglio. L'idea del costituzionalista di fiducia dell'Usigrai è che i 150 milioni dal canone che il governo vorrebbe prelevare, nel 2013 il gettito del canone è stato di 1,5 miliardi, vadano considerati in quanto canone una tassa di scopo per finanziare il servizio pubblico e dunque fuori dalla disponibilità del governo. Infine, sempre dalla prima pagina del Foglio di Giuliano Ferrara,
la rubrica di Andrea Marcenaro, l'Andreas Version, svegliatevi su, piantatela di avercela con Renzi, di menarla per un verso che moriremo con lui democristiani e per quell'altro che non ha stoffa sufficiente per farci morire in utopia. Non abbastanza compagno di là, non abbastanza liberale di qua, non democratico quanto dovrebbe un vero democratico, non decisionista quanto sarebbe necessario per tendere al presidenzialismo coi coglioni, né carne né pesce, quello che un'intuizione ce l'avrebbe, ma chi lo sa. 1000 promesse e poi chi garantisce? Guardate dentro voi stessi, smettetela di rompere, tutti quanti. È abbastanza liberale l'amorazzo nostro Renzi da farci intravedere un modo competitivo per prendere il taxi. E comunista a sufficienza da conoscere a memoria il che fare di Lenin, questo no. Ma il che dire non ci piove, lo conosce benissimo, il che dire. Non conoscerà il che fare di Lenin, ma il che dire Renzi lo conosce, scrive Marcenaro. Vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi. Tra le varie cose, qui c'è un articolo dedicato alla Lega Nord, scoppia la pace nella Lega, Cosi ferma la guerra contro Zaia. Il titolo in prima pagina è l'effetto della defiance elettorale del centrodestra, Tosi rinuncia alla guerra contro Zaia e appoggia il referendum del segretario Salvini. Ma c'è un altro articolo in prima pagina su Italia Oggi, a firma di Tino Oldani, sulle banche tedesche che hanno distrutto il 30% del prodotto interno lordo in follie finanziarie. Da anni la Germania di Angela Merkel impone i compiti a casa agli altri paesi dell'Eurozona, ebbene, fra titoli internet, subprime, BTP venduti ai minimi, Grecia, immobili spagnoli, eccetera, le perdite di portafoglio tedesche dal 2000 a oggi sono state pari al 30% del prodotto interno lordo nazionale, dice Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos Investimenti. In pratica la Germania si è mangiata con le sue follie finanziarie 5 anni di surplus delle partite correnti. La verità, scrive Tino Oldani, è che le banche italiane sono messe meglio di quelle tedesche, che hanno ben 200 miliardi di crediti a rischio, più altri 85 miliardi delle Sparkasse, le casse di risparmio dominate dalle clientele politiche in Germania. Ora sarebbe opportuno che i compiti a casa li facesse la cancelliera tedesca, scrive Tino Oldani. A pagina 2 di Italia Oggi c'è invece da registrare il commento di Massimo Tosti su Monti e Letta inconcludenti, ma Napolitano che li ha scelti? Il capo dello Stato chiede a Renzi uno scatto, perché oggi, parola di Napolitano, è tempo di soluzioni e non di nuove inconcludenze, ha detto il capo dello Stato. Celebrando il 68° anniversario della Repubblica, Napolitano ha pronunciato questa frase che suona come un incoraggiamento a Renzi a fare quanto ha promesso, ma suona anche come una critica ai due precedenti premier, Monti e Letta, che hanno concluso poco o nulla. Interpretata così, la battuta avrebbe anche un sapore autocritico, dato che fu proprio Napolitano a volere i professori al governo. Vediamo infine il primo piano del Sole 24 Ore, anche qui a dominare naturalmente la questione dell'Unione Europea e delle 8 raccomandazioni che da Bruxelles sono arrivate all'Italia: tassare i consumi e non il lavoro, tassare gli immobili, via libera allo slittamento del pareggio di bilancio, rafforzare le misure sull'anno in corso, sul 2014, che, detto senza giri di parole, significa prelevare dalle tasche dei cittadini italiani un po' di tasse in più. Riforme coraggiose per rispettare il patto di stabilità. Servono sforzi aggiuntivi. Sforzi vuol dire cacciare la grana, in particolare nel 2014. Nel giorno delle pagelle ai Paesi membri, la Commissione dell'Unione Europea riserva all'Italia un monito e 8 raccomandazioni. Completare le privatizzazioni, tassare i consumi e non il lavoro, evitata la bocciatura della richiesta italiana di far slittare di un anno il pareggio di bilancio. Lo sterile dibattito sulla manovra bis è l'oggetto dell'analisi del professor Giacomo Vacciago sulla manovra bis, un dibattito che rischia di essere dannoso. Dovremmo avere imparato che non si può variare quasi ogni mese il bilancio pubblico, perché si aumenta l'incertezza e si danneggia l'economia. In teoria. In pratica che succede? Poi ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, prima della pubblicità, rinvio della Tasi per il 71% dei comuni, entro questa settimana proroga parziale anche dei pagamenti di Unico,
il rinvio del pagamento della Tasi, una delle componenti centrali della nuova tassa sulla casa e gli immobili e i terreni e i capannoni, eccetera. Il rinvio del pagamento della Tasi riguarderà più del 70% dei comuni. Proroga anche per i pagamenti di unico per i contribuenti sottoposti a studi di settore. E sul fronte del decreto legge IRPEF, i famosi 80 euro, stop all'aumento del prelievo sui fondi pensione. Poi c'è lo sblocca Italia di Renzi per riavviare le piccole opere. Il decreto accelera i fondi europei con la lettera ai sindaci. 5 miliardi il valore delle piccole opere da sbloccare. Uno sblocca Italia, l'ha ribattezzato Renzi, in scia sempre di Mario Monti, che è stato lui a inventare queste definizioni per i decreti. Semplifica Italia, salva Italia, compagnia bella. Adesso abbiamo sblocca Italia per 4-5 miliardi di piccole opere. Fermi piani città, scuole, difesa suolo e 6.000 campanili. Renzi scrive ai sindaci chiedendo segnalazioni entro il 15 giugno. Individuate caserme bloccate, dice Renzi ai sindaci, individuate i cantieri fermi, gli immobili abbandonati e gli iter amministrativi da accelerare. Che poi che pensi me? Voi sindaci, fatemi l'elenco delle caserme bloccate, dei cantieri fermi, degli immobili abbandonati, degli iter amministrativi da accelerare e poi che pensa il Premier. Negli ultimi 3 anni si è provato a far ripartire gli interventi urbani, ancora molti gli ostacoli. Il governo accelera per decreto i fondi dell'Unione Europea. Così il Sole 24 Ore.
Torniamo adesso, dopo aver visto gli argomenti di prima pagina dei quotidiani, al primo piano del Corriere della Sera, con naturalmente l'Europa e le pagelle. Il Corriere la mette così: l'Europa dà più tempo all'Italia, ma servono sforzi aggiuntivi. La traduzione della locuzione sforzi aggiuntivi non è difficile da fare, significa cacciare la grana da parte dei contribuenti italiani. Le raccomandazioni europee è necessario più impegno sul debito, tassare i consumi e non il lavoro e tassare gli immobili. E poi, caro sindaco, segnalami i cantieri fermi. È il senso della lettera del Presidente del Consiglio Renzi, che vuole avere l'elenco dei cantieri fermi nei vari comuni d'Italia a Palazzo Chigi entro metà giugno. Il governo è pronto a intervenire per l'avvio dei lavori anche col decreto Sblocca Italia. Insomma, la prenderanno i sindaci. Poi ci sono i voti dell'Europa, le 8 raccomandazioni all'Italia sui conti pubblici, le tasse. L'Europa chiede uno spostamento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, e chiede anche di assicurare la riduzione del cuneo fiscale per il 2015, riformare il catasto, altra legnata in arrivo su case, terreni eccetera, e capannoni sempre naturalmente, perché noi continuiamo a dire case, però le tasse sugli immobili gravano molto pesantemente anche sulle attività produttive. Semplificare il fisco, ridurre l'evasione fiscale. Poi c'è la pubblica amministrazione. Sulle banche, che dice l'Europa? Per l'Unione Europea bisogna migliorare l'efficienza dell'intermediazione finanziaria, promuovere pratiche efficienti di governo societario per le banche popolari e le fondazioni, e inoltre l'Italia dovrebbe favorire l'accesso delle imprese medio-piccole a fonti di finanziamento non bancarie. Sul lavoro l'Europa spinge perché l'Italia prosegua sul sentiero di riforme, numerose le richieste, la piena tutela sociale dei disoccupati, limitando però l'uso della cassa integrazione, una maggiore efficienza dei servizi per l'impiego e aumentare il tasso di occupazione femminile. Sulla scuola l'Europa chiede un sistema di valutazione nazionale degli istituti scolastici, un registro delle qualifiche per garantire un miglior riconoscimento delle competenze e finanziamenti pubblici riservati a istruzione e ricerca di qualità. Poi rimuovere gli ostacoli alla concorrenza nei servizi professionali, nei servizi pubblici locali, nelle assicurazioni, nella distribuzione dei carburanti, nel commercio al dettaglio, nei servizi postali. Insomma, la riforma Bersani prima e soprattutto il Semplifica Italia di Mario Monti e in parte anche di Letta sono serviti a nulla, erano provvedimenti fantasma. Appalti pubblici più efficienti, dice ancora l'Europa. L'ottavo e ultimo punto chiede di garantire l'operatività dell'autorità di regolazione dei trasporti entro il settembre 2014 con l'approvazione dell'elenco delle infrastrutture strategiche in ambito energetico, nonché il potenziamento della gestione dei porti. Sono questi in sintesi gli 8 punti, le 8 raccomandazioni all'Italia. E a proposito di pagelle, le pagelle degli altri, sulla Francia la Commissione europea ha espresso dubbi sulla riduzione del rapporto deficit-PIL, apprezzate invece le misure per semplificare i rapporti tra impresa pubblica e pubblica amministrazione. Per la Germania la Commissione europea raccomanda di migliorare le condizioni per sostenere la domanda interna, sottolineando la necessità di ridurre i rischi di effetti negativi sul funzionamento dell'economia domestica o dell'Eurozona, cioè la Germania esporta troppo, violando così uno dei parametri peraltro stabiliti dall'Europa. Però qui ci si limita a una raccomandazione: esportate di meno e aumentate di più la domanda interna, cioè la domanda tedesca. Il Ministero del Tesoro italiano come reagisce alle raccomandazioni europee? Con un piano per la crescita. Così dice il Ministro dell'Economia Padoan: se cresciamo, se il PIL va su, magari aiutato dal fatto che ci consideriamo pure il PIL mafioso, proposta di Eurostat, se il PIL cresce si eviterà la manovra finanziaria. Sui conti sarà decisivo l'impatto delle privatizzazioni e dei tagli di spesa improduttiva, dice il Ministro dell'Economia. Intanto Napolitano ha celebrato il 2 giugno, gli italiani sono fiduciosi, ha detto il Capo dello Stato, bagno di folla per il Premier Renzi. Napolitano elogia l'eccezionale partecipazione alla festa della Repubblica. Nonostante le difficoltà ho visto un popolo sorridente, ha detto il Capo dello Stato. La sfilata di 3.500 persone, in cielo le frecce tricolori, sul palco la sfida di look tra le ministre. E poi Renzi in maglietta, chiamato a gran voce da un gruppo di cittadini. Matteo Renzi si è affacciato sfoggiando una maglietta bianca a maniche lunghe.
Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, lo sciopero RAI, il sindacato interno Usigrai è pronto al passo indietro, cioè niente sciopero, una nota del governo promette riforma RAI entro l'anno, poi l'Usigrai dice sì al confronto sui contenuti. In Viale Mazzini cresce il fronte dei contrari, tensione al TG3, giovedì un'assemblea. Gli attacchi a Floris e la vecchia diffidenza per chi fa domande, il titolo del commento di Paolo Conti. Se un conduttore chiede qualcosa sull'azienda, fa soltanto il suo lavoro. E intanto, sempre sul tema della RAI, c'è l'intervista di Aldo Cazzullo al direttore generale RAI Luigi Gubitosi, napoletano, 53 anni, laureato in giurisprudenza a Napoli. In Wind è stato amministratore delegato fino al 2011. Dall'86 al 2005 ha ricoperto diversi incarichi alla Fiat, da Chief Financial Officer a responsabile della tesoreria del gruppo Fiat, è docente di finanza aziendale all'Università LUISS di Confindustria di Roma. Il 17 luglio 2012 è stato nominato da Mario Monti direttore generale della RAI, con 8 voti favorevoli del Consiglio di amministrazione e l'astensione di Antonio Verro, consigliere PDL. È il primo direttore generale della RAI con un contratto a tempo determinato che scadrà nel luglio del 2015, scrive il Corriere introducendo l'intervista. Abbiamo regole da ASL, bisogna ringiovanire la RAI, dice il direttore generale Gubitosi. Un errore lo sciopero, la RAI fa parte del sistema, faremo il sacrificio, non ho mai visto Renzi, quando vorrà gli illustrerò la situazione. Ora i giornalisti lavorano in digitale e si può rivedere l'organizzazione del lavoro che è figlia di intese del lontano 1975. I tagli ai conduttori stanno già avvenendo, quanto alle sedi locali stiamo rivedendo il modo in cui operano. Francesco Merlo ha accusato Gubitosi su Repubblica di avere promosso a macro direttore della RAI Luigi De Siervo per compiacere Renzi, perché De Siervo, figlio di Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, è uno dei renziani più stretti. Ma non ho capito qual è la promozione, dice il direttore generale della RAI Gubitosi. De Siervo era direttore commerciale quando sono entrato ed è direttore commerciale oggi. Rai Trade, la direzione commerciale, sarà esternalizzata come previsto dal piano industriale già da 2 anni. De Siervo continua a fare lo stesso mestiere, anziché all'interno dell'azienda, in una società separata. Vedere un aspetto politico anche in questo fa pensare che il dibattito ogni tanto porti a storture mentali. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera c'è la questione di Forza Italia, dove, scrive il Corriere, c'è guerra tra fazioni, il rischio è quello di una conta al vertice, Berlusconi tra amarezza e sospetti, la prossima settimana l'ufficio di presidenza decisivo, possibili 2 documenti contrapposti. Dicono i fedelissimi di Berlusconi, se Raffaele Fitto vuole la testa di Berlusconi lo dica, ma lui tira dritto, scrive il Corriere. L'altra pagina è invece dedicata con Fitto, ci sono Mara Carfagna, Laura Ravetto, Daniele Capezzone, Renata Polverini, Giuseppe Galati, Gianfranco Rotondi, con Berlusconi, Santanchè Verdini, Brunetta Matteoli, Tajani Gasparri e poi Toti naturalmente, Brambilla Gelmini, Alessandro Cattaneo, Maria Rosaria Rossi, Paolo Romani. L'altra pagina, dicevamo, è dedicata a Grillo, il blog di Grillo accusa, brogli alle europee, un sospetto ragionevole. La base è divisa, commenta il PD, i grillini sono storditi dalla batosta. Intanto Grillo torna contro Pizzarotti e Dario Fo dice attenti a Nigel Farage, il nuovo amico di Grillo, il quale è intervistato dal Corriere della Sera. Farage crede nel patto con i 5 Stelle, Beppe è una mente politica acuta, dice Farage, leader della United Kingdom Independence Party che ha vinto in Gran Bretagna. Banchieri e burocrati ci vogliono divisi, dice ancora il politico britannico. Noi fascisti non siamo né di destra né di sinistra. Negli anni '80 votavo i Verdi perché erano anti-Europa. Il voto online è il futuro. Il nostro è un matrimonio di convenienza. Da tempo mi affascina il lavoro politico di Grillo. Sono rimasto colpito quando l'ho incontrato. Ha una mente politica acuta. Quello che mi ha impressionato di più, dice Farage, è stata la sua passione nitida per la democrazia diretta. Faremo un'alleanza? Sì, sono relativamente fiducioso. Entrambi vogliamo che funzioni. L'alternativa è rimanere tra i non iscritti, con meno tempo di parola, nessuna presidenza delle commissioni,
meno fondi e senza una segreteria preparata e professionale, dice al Corriere della Sera Nigel Farage, che, scrive l'intervistatore Emanuele Buzzi, vuole togliersi di dosso l'etichetta ingombrante di uomo della discordia, come viene dipinto da una parte del Movimento 5 Stelle, cinquantenne, leader del partito che alle europee ha preso in Gran Bretagna il 27%, potrebbe essere il primo alleato dei 5 Stelle in Europa. È in linea con Grillo nell'attaccare Matteo Renzi. I suoi commenti sulla necessità di costruire gli Stati Uniti d'Europa e sul fatto che non c'è via d'uscita da questo progetto mi dimostrano che è come tutti gli altri, dice Farage, ed è anche in linea con Beppe Grillo nell'attaccare Silvio Berlusconi. Non capisco come mai un giorno sia a favore del progetto dell'Unione Europea, dice Farage, e il giorno dopo dica che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro. Cosa pensa di quei parlamentari del 5 Stelle che hanno espresso disappunto per l'alleanza con Farage, appunto? Col dovuto rispetto, risponde Farage, credo che dovrebbero smettere di ascoltare le informazioni sbagliate sul mio partito, UKIP, diffuse dai loro nemici politici. Ai grandi banchieri e ai burocrati di Bruxelles piacerebbe vederci divisi perché in un gruppo insieme possiamo creare molti problemi. Cosa succederebbe se i 5 Stelle andassero coi Verdi? Sarebbe un disastro per loro, dice Farage. Sommersi in una amara brodaglia verde e agli ordini di una linea di voto che non vogliono. I Verdi negli anni '80 erano euroscettici, antimilitaristi, li ho votati. Oggi sono un miscuglio di fanatici federalisti europei tra i sostenitori più ferventi della guerra in Libia e in Siria. Appoggiano l'euro. Coi Verdi la loro libertà politica, dei 5 Stelle, sarebbe perduta. Una parte degli attivisti 5 Stelle ha simpatie di centro-sinistra e accusa lo UKIP di Farage di fascismo. Lo UKIP non è né di destra né di sinistra, risponde Farage. Noi siamo oltre la semplice classificazione, ma soprattutto vogliamo una democrazia nazionale per la nostra gente. Ricerche hanno mostrato che UKIP è il partito più votato tra il proletariato, anche più dei laburisti, perché ci ergiamo a difesa della gente comune che sta perdendo il lavoro e vede il suo stipendio ridursi. Come riuscirete a restare uniti se voi e i 5 Stelle sarete liberi di combattere le vostre battaglie? Viva la differenza, dice Farage. Amo la diversità, la bellezza dell'Europa e la sua varietà di lingue, culture, cibi, vini, nazionalità, partiti politici. Un grande arazzo composto da differenti tessuti e colori. Formiamo un capolavoro maestoso. Coi 5 Stelle abbiamo molte battaglie comuni contro l'euro, l'austerità e il fiscal compact. Quanto alla questione delle politiche sull'immigrazione, ogni partito nel gruppo avrà libertà di voto su ogni argomento. Non si tratta di un partito politico, ma di un matrimonio di convenienza strategico e pragmatico. Una scelta intelligente. Come altri 200 paesi al mondo, UKIP vuole che il Regno Unito possa decidere il numero e i requisiti di coloro che giungono nel nostro paese, a prescindere dalle loro origini. È questione di spazi e non di razza, dice Farage. Sempre poi dal Corriere della Sera, abbiamo ancora una decina di minuti, ma vediamo di passare in rassegna le pagine interne. A pagina 14 va segnalato il pezzo di Fiorenza Sarzanini sulle analisi dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri, i NAS, su 90.000 controlli fatti tra il 2012 e il 2014. Circa 31.000 esercenti non hanno superato l'esame. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto dei NAS. Sulla sicurezza alimentare, su circa 12.000 allevamenti di ovini e bovini controllati in Italia, 4.000 sono risultati fuori legge. I pastifici non in regola sono stati 6.000 su 17.000 testati. La tendenza è confermata anche nei primi 5 mesi di quest'anno, 703 allevamenti irregolari su 2.468 ispezionati e oltre 1.500 pastifici su 4.387. Tra le irregolarità, carne trattata con ione solfito per renderla rossa e sanguinolenta, olio extravergine d'oliva sostituito con olio di soia o colorato per farlo apparire più verde e genuino, il pesce marcio trattato con un additivo che lo fa sembrare fresco. Verifiche sono state effettuate anche sui farmaci. Da gennaio a oggi riscontrati 1.448 presidi non conformi su 7.487. Controlli effettuati e disposti sequestri per oltre 115 milioni. La criminalità, dicono i NAS dei Carabinieri, punta sui cibi adulterati,
sequestri per oltre 1 miliardo. Dai supermarket ai ristoranti, un alimento su 3 non è conforme alle leggi. Su internet offerte medicine e ricette per ottenere il rimborso del Servizio Sanitario Nazionale. Il mercato nero dei farmaci, scrive il Corriere della Sera, articolo a pagina 14 di Fiorenza Sarzanini. E sempre dal Corriere della Sera, il Papa critica l'edonismo di chi rinuncia ad avere figli. Forse cani e gatti sono più comodi da amare, ha detto il pontefice. C'è chi pensa di godersi meglio la vita senza bimbi. Ci siamo convinti che così tu puoi girare il mondo, andare in vacanza e stare tranquillo. La preoccupazione della Santa Sede per il calo delle nascite e la crisi che colpisce le famiglie. E sempre dal Corriere della Sera, nella pagina economica, il caso all'Italia, le condizioni del vettore arabo Etihad al governo, su debito, esuberi, alta velocità per gli scali e liberalizzazione di Linate a danno di Malpensa. Il ministro Lupi mercoledì a Bruxelles, la proposta della compagnia di Abu Dhabi al Consiglio di amministrazione di venerdì. La prossima settimana vertice a Milano tra i team negoziali. Intanto le banche stringono sul dossier Sorgenia, salvano De Benedetti in sostanza, 2 anni per rivendere il gruppo elettrico, titola il Corriere della Sera prudentemente, altri giornali sono molto più espliciti. E poi c'è il caso di una società, Banzai, che va in borsa, il fondatore Paolo Ainio porta in borsa la galassia Banzai con investitori di un certo peso, da Micheli e Arpe fino a Drago e Pelliccioli. Non abbiamo tempo adesso per soffermarci su questa iniziativa borsistica, ma solo per segnalare l'articolo del Gattopardo Alan Friedman, pagina di idee e opinioni del Corriere della Sera, su ciò che va preparando Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, contro il pericolo dei prezzi in discesa, cioè della deflazione, che è segnale, in questo caso, secondo il Gattopardo Friedman, del fatto che l'economia è stagnante. Una serie di iniziative straordinarie farà Mario Draghi, per cui sarà necessario utilizzare l'arsenale della Banca Centrale Europea. Staremo a vedere. Mentre più terra, la signora Maura scrive a Sergio Romano, che non risponde ad altro, su come nascono le grandi unità, Germania ieri, Europa domani. Questo è il tema scelto per la risposta da Sergio Romano. La signora Maura invece è preoccupatissima, scrive così al Corriere, della riforma del catasto annunciata dalla Presidenza del Consiglio. Il governo promette che non ci sarà un aumento delle imposte sulla casa, ma una distribuzione del prelievo più rispettosa del valore reale degli immobili. Purtroppo, scrive la signora Maura, l'esperienza ci insegna che dobbiamo diffidare da certe promesse, regolarmente e spudoratamente disattese. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera e torniamo brevemente a Repubblica, che ci dà appunto l'indicazione della riforma della RAI fatta dai 9 saggi. I 9 saggi di cui abbiamo parlato prima, che vengono elencati da Aldo Fontanarosa. Questi qui elaboreranno la riforma della RAI con spot su una sola rete e nuove norme antitrust. C'è anche l'editorialista del Sole 24 Ore Sigliato tra gli esperti. Ma oltre a questo, in primo piano su Repubblica, adesso ci arriviamo, oltre all'abdicazione di Juan Carlos, di cui abbiamo già accennato, su Repubblica, per quanto riguarda la pagina di politica interna, c'è il caso del Movimento 5 Stelle con i VIP del Movimento 5 Stelle anti-Farage. È un pazzo scatenato, ma Grillo blinda il patto. Dario Fo e l'ex magistrato imposimato criticano l'alleanza col populista inglese. Sul blog invece Grillo evoca brogli alle europee e attacca Pizzarotti. Ma poi c'è anche da segnalare, uscendo dall'Italia, il pezzo di Giampaolo Visetti, a pagina 17 di Repubblica, sulla Cina. Vietato ricordare Tiananmen, così il regime riscrive la storia. Dalle banconote con la scritta 4 giugno alle magliette nere, perfino i riferimenti alla rivolta di 25 anni fa vengono repressi dalle autorità. Oltre 60 arresti, agenti antisommossa in ogni angolo. Nessuno osa parlare di piazza Tiananmen. Gli inquilini degli edifici di viale Fuxingmenwai, teatro di un massacro, oggi dicono che non successe nulla. Tutti zitti per paura. E c'è stata anche un'ondata di arresti tra i dissidenti in vista dell'anniversario della rivolta di piazza Tiananmen, con posti di blocco nei luoghi definiti sensibili. La polizia dà la caccia anche alle banconote su cui sono comparse le scritte 4 giugno e Tiananmen.
e sono svaniti molti ex studenti e intellettuali. Tornano anche i delatori di quartiere. Solo a Pechino 100.000 anziani ricevono 2 yuan per fare una spiata. Paga doppia se le segnalazioni sono 3 al giorno. Pensate un po'. Sempre da Repubblica poi, tornando invece alle vicende domestiche, sull'Expo un vertice fra il premier Renzi e il commissario unico di Expo Giuseppe Sala sugli appalti, summit a Roma per trovare il modo di allontanare le imprese coinvolte nell'inchiesta Frigerio, Compagno G, eccetera, senza fermare i lavori. Il governo prepara il decreto, forse venerdì il via libera, e oggi in prefettura si riunisce l'organismo di controllo. L'azienda di Maltauro fa parte di un consorzio che ha vinto gare per servizi fondamentali. Anche Pisapia in pressing per estrometterla. Sulla questione degli appalti e il decreto per favorire lo sblocco dei lavori per Expo si incontrano Renzi e il commissario di Expo Sala. E ancora da Repubblica, il tariffario della vergogna per quanto concerne i traffici di migranti, $200 per un salvagente, titola Repubblica. L'ultimo ricatto svelato da uno scafista, anche l'acqua da bere è un optional da pagare. Ogni traversata rende fino a 1 milione e si lucra su tutto, a cominciare dal posto assegnato. Dalla pagina economica di Repubblica è Lucio Cillis a occuparsi del caso Alitalia. Air France, che è azionista forte di Alitalia, apre agli Emiri. Tra Alitalia e Etihad, dicono da Air France, un'operazione amichevole. Asse fra Roma e Abu Dhabi sull'Expo, al via il primo accordo commerciale, sugli esuberi frenata della UIL. Le stime sul settore: nel 2014 gli utili a $18 miliardi, i passeggeri oltre i 3 miliardi e 300 milioni nel mondo, naturalmente. E lasciamo Repubblica per tornare brevemente anche alla Stampa di Torino. Ho segnalato il fantastico titolo per il pezzo di Federico Geremicca: il populismo raffinato di Renzi che incassa l'abbraccio della folla. Lo stile spregiudicato del premier sembra piacere, non succedeva dal 94, scrive Geremicca. E sempre, diciamo, dalla Stampa di Torino c'è l'intervista a Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza RAI per il Movimento 5 Stelle. Renzi vuole svendere la RAI, giusto lo sciopero dei dipendenti della RAI. In pratica però Fico sottolinea il fatto che Renzi vuole svendere Rai Way, cioè la società RAI che ha in mano gli impianti, i ripetitori, la parte, diciamo così, fissa della RAI. E infine, prima di salutarci, l'articolo su Forza Italia: guerra tra Denis Verdini e Raffaele Fitto, si rompe anche l'ultimo asse di Forza Italia, uniti in tutte le battaglie, dopo il voto e scontro sulla leadership di Berlusconi. Erano stati i più decisi a dare del traditore ad Alfano quando restò al governo con Letta. Sul tema la Stampa interpella Guido Crosetto, che ha lasciato il PDL per Fratelli d'Italia. Tra Denis Verdini e Berlusconi c'è un rapporto da spezzare. E concludiamo con il caso Alitalia visto dal punto di vista dei lavoratori di Alitalia, dei dipendenti. A Fiumicino l'ansia ai check-in, beati i piloti perché loro fuggono. Il personale di terra teme i tagli quando arrivano gli arabi. Tra chi vola invece, piloti, molti firmano contratti per i cinesi. I comandanti dimissionari dicono che le offerte dei cinesi sono allettanti, stipendio doppio e benefit. È molto meglio dell'incertezza. Col contratto a termine, tanti di noi sono precari, speriamo di poter continuare a lavorare anche dopo, dicono i dipendenti del personale di terra. Con ciò noi ci salutiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Oggi e per tutta la settimana avremo particolare attenzione nella programmazione radiofonica all'ultima settimana di raccolta firme per i 6 referendum. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi,